È stata un successo organizzativo e di pubblico l'edizione 2025 desa Carrela Enanti, momento clou del Carnevale di Santo Lussurgiu. Una corsa a pariglia di cavalli tra le più spericolate dell'isola che si svolge in una stretta via del paese. Un evento promosso dall'Associazione Cavalieri sa Carrela Enanti che custodisce una tradizione secolare e organizza in maniera puntuale l'appuntamento col supporto dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità lussurgese. Una manifestazione antica che vede la partecipazione dei cavalieri del paese che ieri hanno dato spettacolo con discese mozzafiato in cui hanno dimostrato grande maestria nel condurre i cavalli e coraggio nell'affrontare il percorso assiepato di spettatori che hanno voluto provare l'ebbrezza di vivere un momento unico nella tradizione equestre del Carnevale sardo. Un evento che ieri Tele Sardegna ha trasmesso in diretta col commento di Andrea Frailis, che ha raccontato con l'ausilio di ospiti in studio i segreti desa Carrela Enanti. Oggi si replica alle 15, sempre in diretta su Tele Sardegna con Sulunir desa Pudda, una prova di abilità che vedrà i cavalieri impegnati nel tentativo di colpire e buttare a terra il simulacro di una gallina con un bastone chiamato Suvusteo Zastru.